Ragazzi, primo o secondo, Fioi? Non l'ho capito. Vediamo se seconda pole position in carriera. Fioi suspense. Yes! Pole position in Russia. Bella raga, sotto il comandone veneziano. Pazzesco, seconda pole in Russia. Incredibile. Che culo, Fioi. E arriva la seconda pole in carriera. Bene. Molto bene, godo. Pole o morte, bello. Very good come seconda pole position. Gran Premio di Russia sullo spettacolare circuito di Sochi costruito da Hermann Tilke. Beh, bravo uomo Hermann Tilke. Bel ragazzo Hermann Tilke. Ma i giocatori dovranno concentrarsi sulla gara Come i giocatori. Come i giocatori. Oh madonna. Deve essere sconvolgente. Ancora di più se hai dovuto battere alcuni piloti fortissimi. Che seconda pole, ragazzi. Velocissime. Ma se c'è qualcuno che non si fa intimidire, quello è Max. Ieri era su un altro livello, quindi non sarebbe una Ogni tanto che si sprazzi, devo dire che è una pista anche veloce, magari ho sfruttato la pista in maniera completa, nel senso... ma di certe curve, visto che Hamilton che era chiaramente in pole, ecco, ma arrivano un po' più lenti su certe curve, però sarà dura in gara, Deve rimanere concentrato fino alla fine. Starting grid. Tensione a 1000, anche se ha già vinto un titolo mondiale, non può permettersi. Rock and roll, ragazzi, Gran Premio di Russia e il Cube parte primo, incredibile. Seconda pole pazzesca per il Cumendone. Ho già perso, che sbarro, ho già perso le due posizioni delle Mercedes. Il come si fa valere, cazzo. E silenzio anche. E silenzio, qua c'è il come. Abbassiamo già. Carburante, no. Ok. Dai Kuma, sfrutta tutto Kuma. Mamma che lotta. Vabbè però, che cazzo. Se vinciamo la nostra prima gara al primo anno. Sì, finora il meteo non cambia mai, cazzo. È impressionante. Sì, buono. Abbiamo passato i primi 2 giri. Siamo ancora ai primi, non mi sembra vero, ma sarà dura a tenere. Sarà molto dura, eccola là. Devo usare tutto. Vabbè, vaffanculo. E che ho anche il terrore di essere colpito, perché abbiamo visto anche in Giappone cosa è successo, insomma, cioè, nel senso, non sono solo io quello che ammazza i piloti, ma anche loro ti vengono addosso, hanno poco da rompere i maroni, cioè. Questo è un tracciato che mi piace, cazzo. È un buon tracciato questo. Però abbiamo una Toro Rosso, siamo a livello esperto, il penultimo. Perché leggenda per me. Mamma mia raga, come stiamo andando bene, ma dobbiamo stare calmi, Dobbiamo stare molto calmi. Le gomme cominciano a partire. Ho fatto un quinto giro da urlo, record personale. Anzi, record... Ho il fastest lap. Ancora sandwich, adesso comincio a soffrire. Adesso comincio a soffrire, ragazzi, non ho più le gomme. Guarda come vado verso l'esterno, guarda. Guarda. Vaffanculo però, Gourmet Terminators. Mamma come ti vengono addosso, Io vado subito ai box, Fioi, box. Può essere l'occasione della vita, ragazzi, vincere con una Toro Rosso. Mamma mia, non ho più gomme, Fioi, non ho più le gomme. Qua Rosberg mi supera alla grande.
andare ai box da primo. Che sorpasso. Che sorpasso. Vale ancora. Cioè, visto? Ecco. Ma perché a sto punto, cioè, aveva capito che sono pazzo, però. E che sono crazy come, però non so. Qua ti tampona il mondo. Ti tampona il mondo, qua cazzi vostri adesso, sinceramente, cioè. Ti vengono continuamente addosso. Io me ne fotto i box. Dai veloci. Dai veloci però. Dai rapidi, dai rapido, dai rapido, dai rapido. Tac, 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 tac. Grandi ragazzi, molto bene. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione, quella era l'ultima. Benissimo, adesso dobbiamo spingere a cannone. Siamo in 8ª posizione. Obiettivo chiaramente vincere questa ma va, mi butta, ma c'è. Grazie pilota automatico, grazie. Grazie pilota automatico, grazie. Adesso bisogna spingere come dei pazzi scatenati, voglio la vittoria. La voglio e la merito. Resta il 60% del carburante iniziale, hai il 60% del pieno. Mi fa piacere. Sarà dura tenere il giro record perché adesso cioè, la benzina diminuisce e tutto. Però sarebbe bello fare anche il primo giro record. Fare un electric. Perché sarebbe electric come Indiana. Mi sembra troppo bello per essere vero. Vai come spingi, spingi sto catorcio infernale. Very good. Buono, buono, sta gara mi piace un casino. Speriamo nel traffico ai box di giocatori, perché li chiama così. I giocatori. No, non ho parole ragazzi, non ho parole per descrivere questa telecronaca. Era meglio non mettere niente che mettere Gigi Pucci. Gigi Pucci è la vergogna di questo gioco. E adesso vediamo. Ed è prima posizione, first class, first class. Adesso ci spariamo un giro con Michela Grassa. Strategia perfetta, ho anche guadagnato. Certo che mi stavano buttando fuori ancora, però. Cioè, impressionante, impressionante. Qua vado un po' lungo, va bene. Vai come spingi, spingi e spingi. Certo che con le dure vado un peggio, le morbide proprio, soprattutto i primi giri. Questa è una cosa bella, che c'è veramente una differenza di guidabilità tra gomme pazzesca. Bottas secondo, incredibile. Qua sbaglio. Adesso finiamo sto giro, rimettiamo la ecco. Dai, standard e basta. Tanto con questi pneumatici qua. Vai come, vai come. Para pa 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 pa. Bene. 50% di carburante. Dai fiori, dai. Dai ragazzi. Quanto ho di vantaggio da Bottas? Che vantaggio ho da Valtteri?
Dammelo di stacco, porca trota. 6 secondi. 6 secondi non sono tanti, eh. Sei secondi non sono tanti. Vaffanculo. Vaffanculo anche i commissari. Piano. Mamma mia che differenza con le dure. Faccio una fatica con le dure. Con le dure Fioi si fa una fatica. Buono, altro giro completato. Ragazzi, manca poco, Fioi, manca un giro e possiamo portare a casa una prima vittoria memorable. Ultimo giro, final lap. Abbiamo ancora un buon vantaggio, dai, su Gigi, insomma. C'è un ritiro. Lo so. Sono troppo prudente alla fine, ma non voglio rischiare. Può essere qualcosa di incredibile, ragazzi. Veramente può essere una vittoria che ha dell'incredibile con la Toro Rosso. Un conto ad avere Bottas dietro, adesso Hamilton sta spingendo come un forsennato. Maledetto Gigi. Pianino, come pianino possiamo fare electric. Sta arrivando Gigi, sta arrivando. Io sto veramente... ho un po' il braccino. Ho un po' il braccino corto adesso. Ho paura. C'è Gigi. C'è Gigi. E mi salvo. Sì. Sì, porco, sì. Dai, come resisti. Resisti per una vittoria che è memorabile. La prima vittoria in carriera, dai. Dai, come. Dai, lo zar di Russia. Lo zar di Russia. E si va a vincere. Sì. Prima vittoria. Prima vittoria, ragazzi. Prima vittoria per Veneziano. Grandissimo come. Fantastic. Eccolo qua. E vai di screenshot. Mamma mia. Comunque con questi risultati finali è lui ad aggiudicarsi il titolo mondiale. Che annata per il pilota in Cazzo, ha già vinto il titolo? Si preparava ad affrontare una Cioè. positiva, ma per concluderla con un titolo mondiale ci vuole grande spirito. Ha già vinto Hamilton, incredibile. La stagione promette molti colpi di scena. Sì, insomma, già colpi di scena, ormai ha già vinto Hamilton, che cazzo dice? Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!